Sì, grazie Presidente. Credo che buona parte delle cose che pensavo di dire le ha già anticipate il collega Tesserini, che tra l'altro nella sua esperienza pluriennale ha inquadrato correttamente la questione. Farò una integrazione rispetto al lavoro della conferenza autonomie locali, della quale mi onoro, grazie alla nomina del Consiglio, di far parte. E dicendo subito che questo tipo di percorso che si è innestato con il decreto 95 ha trovato all'inizio un po' di imbarazzo, perché questa conferenza delle regioni autonomie locali aveva un'altra funzione fino all'altro ieri, che era quella di esaminare proposte di legge che passavano in Consiglio, che avevano a che fare con gli enti locali, e quindi poter dare un parere in merito a questioni legate agli enti locali. Nella conferenza enti locali sono presenti, oltre all'ANCI Veneto, l'Unione delle Province, l'Unione dei Comuni Montani e poi appunto l'assessore e 2 consiglieri rappresentanti del Consiglio. Nella riunione dell'altro giorno, e ripeto l'intervento che ho fatto lì, insomma, dicevamo abbiamo 3 opzioni sul tavolo: o non fare nulla, ritenendo che sia sbagliata questa legge e lasciando quindi che le scadenze arrivino, ma sappiamo bene che poi si penserà qualcun altro a decidere anche sulla testa del Veneto, delle province venete, della metropolitana del Veneto. Seconda opzione: fare un intervento di minima rispettando esattamente i paletti della legge, quindi cercando e misurando anche con il millimetro i parametri già fissati e vedendo come rientrare in maniera, direi, quasi matematica e anche poco appassionata. La terza opzione è quella di dire: approfittiamo di questa occasione per sgombrare il campo da eventuali limitazioni e fare delle proposte che possono avere una prospettiva anche interessante. E mi pare che nell'intervento di Tesserini si aprivano queste prospettive anche più interessanti rispetto ai 4 paletti che la norma prevede, facendo bagaglio appunto del percorso che negli anni passati era già stato avviato e poi comunque non aveva prodotto risultati. Ecco, devo dire che chi si è espresso in conferenza autonomie locali ha privilegiato a maggioranza la terza opzione, e siccome è stato fatto già un incontro congiunto tra le 2 commissioni del Consiglio e l'assessore Ciambetti, sottoscritto rappresentante della conferenza autonomie locali, anche in quella sede mi pare che le espressioni delle forze politiche andassero in questa direzione. Quindi non c'è nessun motivo di conflitto di competenze tra il Consiglio e la conferenza autonomie locali, anche se non è l'organismo perfetto previsto dalla norma e previsto dal nostro statuto, ma chiaramente ormai i tempi sono così stretti che non è che possiamo dire aspettiamo di nominare il nuovo organismo per poi procedere. Usiamolo nella maniera più corretta possibile. Entro nel merito quindi del lavoro che ci spetta dicendo che la conferenza farà bagaglio, tesoro di tutte le indicazioni che arrivano dai territori, in particolare per l'area metropolitana, delle espressioni, delle volontà dei consigli comunali. La prossima riunione sarà il 21 di settembre, poi ce ne sarà un'altra il 24, poi un'altra il 27, cioè a tamburo battente fino ad arrivare a rispettare la scadenza del 2 di ottobre, entro la quale la conferenza deve presentare un'ipotesi di riordino delle province, compreso anche il sistema metropolitano. E il Consiglio poi avrà i 20 giorni previsti dalla norma per pronunciarsi e quindi mandare il tutto al governo. Dicevamo l'altro ieri, anzi ieri mattina, che chiaro che la scadenza è il 2 ottobre, ma avendo già iniziato un percorso congiunto, sarà naturale arrivare insieme al traguardo, cioè anche dopo il 2 di ottobre, nel momento in cui il Consiglio esaminerà la proposta della conferenza autonomie locali. È assurdo pensare che il Consiglio vada a stravolgere la proposta. Sarà un lavoro di confronto che inizia già adesso e continuerà anche fino al 24 di ottobre, o insomma l'ultimo giorno utile e necessario per fare una proposta condivisa. Questo è lo spirito
giusto per raccordarsi anche con le commissioni del Consiglio. Nel merito poi delle competenze, ha già detto molto appunto Carlo Alberto prima, è chiaro che questa interpretazione, pare di capire che è ancora un'interpretazione che lui dà, è di una fase intermedia del percorso di elaborazione dello statuto per la conferenza dei autonomie locali, è una grande opportunità, perché adesso anch'io appunto sentendo nei vari territori provinciali, anche nella nostra provincia di Venezia, vari incontri, c'è sarà una competenza della città metropolitana, oltre a quelle scritte nella norma, cioè pianificazione territoriale, strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, che questo quarto punto ve lo rileggo, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, ha una portata non indifferente. Sappiamo poi che è la Regione oggi ad avere in mano il pallino su questa materia, e quindi, lo dico perché qui Carlo Alberto, dipenderà molto dal grado di fiducia reciproca che ci sarà tra la città metropolitana e la Regione nel sfruttare anche questa opportunità e questa leva a vantaggio dei territori, perché insomma, l'obiettivo alla fine che dobbiamo porre, al di là del fatto che sia nato con la revisione della spesa questo decreto, ma l'obiettivo che ci dobbiamo porre alla fine tutti quanti, insomma, dei vari livelli istituzionali, dal comune alla regione, è quello di migliorare la qualità dei servizi. Ecco, queste alcune valutazioni diciamo un po' tecniche ma anche un po' politiche su quello che è il percorso che abbiamo avviato. Io, concludendo proprio, e poi per Fiducio entrerà di più nel merito politico della questione, essendo giustamente di che ho già la priorità lui, io mi sono permesso proprio alla vigilia dell'approvazione della conversione in legge del decreto di mandare una lettera a tutti i sindaci della provincia, perché anche il vostro sindaco l'avrà letto, dove alla fine sostenevo proprio questo, cioè facciamo in modo di essere protagonisti di questa fase e non subire le scelte e non pensarla come una spada di Damocle che ci arriva e dalla quale scansarsi, fuggire, andare da altre parti. Ecco, questo è lo spirito giusto, secondo me, con il quale possiamo affrontare questa sfida che è grande, ma credo che in base anche alla mia esperienza amministrativa, avendo fatto il sindaco per 2 mandati, avendo coordinato una conferenza dei sindaci per servizi di area vasta, credo che lo spirito su cui lavorare è proprio questo. Pensare al Veneto nella sua interezza, individuare le aree omogenee e su queste innestare un ragionamento di area vasta che è quello della città metropolitana, che potrebbe diventare appunto area metropolitana o 2 aree metropolitane pensando anche alla Vicenza e a Verona, e all'area montana con la sua caratteristica che è tutta specifica, l'abbiamo già riconosciuto nello statuto e credo che questo debba continuare con una